Sì, l'aspetto positivo è che siamo partiti sempre sotto, siamo stati sotto tutta la partita e anche fino all'ultimo minuto siamo riusciti a riprenderla e andare anche a perdere alla fine di un gol. Noi purtroppo siamo così, siamo una squadra sfortunata che crea tanto e raccoglie poco e poi ogni minima disantezione prendiamo il gol e andiamo in affanno. Oggi abbiamo incontrato una squadra attrezzata, preparata, comunque ecco lo stesso Klaus che faccio i complimenti, comunque è uno dei migliori del pezzo del torneo. E come lasci un metro, 2 metri ti fa male e stasera l'ha dimostrato. Quindi la cosa positiva è ecco, che comunque siamo lì ogni volta a lottare fino alla fine e cerchiamo le ultime partite di cercare di prendere il più possibile e fare punti per cercare di salvarsi e anche che è quello il nostro obiettivo purtroppo. E siamo così, te l'ho detto, noi siamo partiti un po' col piede, col freno a mano tirato e comunque sapevamo di andare a incontrare una squadra preparata. E ti ripeto, poi ecco, la sfortuna ha voluto che hanno trovato subito il gol loro, se non sbaglio sono andati sopra 2-0. E poi ecco, a fine primo tempo ci siamo messi lì col mister, col presidente, abbiamo un attimo raggruppato le idee, ci siamo guardati in faccia e ho detto ragazzi noi oggi dobbiamo prendere punti, siamo entrati il secondo tempo convinti, abbiamo rimesso subito in piedi la partita, se non sbaglio siamo andati anche a pareggio e poi la sfortuna ha voluto che, ti ripeto come ho detto prima, ti fai trovare impreparato e loro ti fanno male, poi è difficile andarla a prendere, il calciotto è così, ogni metro perdi la partita, ogni metro che concedi, quindi è andata così e cerchiamo la prossima di fare meglio.